Complessivamente sono coinvolti 11 comuni, sia del Sandonatese che del Portogruarese, e insieme abbiamo individuato le diverse attività da sviluppare all'interno del piano per le politiche giovanili. Una di queste è l'hackathon, come si è detto, è un'opportunità per noi molto importante perché significa stimolare l'incontro tra il mondo del lavoro e i ragazzi, e quindi per loro è un'occasione per acquisire delle competenze, per avere un approccio diretto e concreto col mondo del lavoro, e speriamo che poi qualcuno di loro possa vedere anche qualche porta che si apre per un'opportunità lavorativa. Lo scopo principale è quello di far acquisire ai ragazzi sia competenze trasversali come lavorare in gruppo, la capacità di lavorare con persone che hanno percorsi disciplinari diversi, perché il team sarà misto per tipo di competenze, e soprattutto stimolare la creatività e il problem solving, quindi risolvere i problemi andando a individuare delle soluzioni concrete, dialogando con chi lavora in azienda e quindi conosce anche i paletti, le regole, le necessità, i vincoli di budget che normalmente incontriamo quando lavoriamo. Quindi è un'opportunità per capire un po' da dentro come funziona il mondo del lavoro e che cosa eventualmente si potrà fare una volta che si inizierà il proprio percorso lavorativo. Ci illustra allora come si articolerà questo hackathon? I ragazzi, dopo aver effettuato l'iscrizione, saranno chiamati a rispondere con soluzioni innovative a delle sfide proposte dalle aziende e le organizzazioni partecipanti. Quindi dovranno lavorare insieme, mettere a punto le idee e poi presentarle nella maniera più efficace possibile. Nella fattispecie ci svolgeranno 2 giornate, una il 13 marzo ed una il 17 aprile, in cui i ragazzi dovranno lavorare insieme per mettere a punto le idee e proporle poi con un breve discorso alle aziende per contendersi il premio. Vogliamo anche ricordare quali sono le età, il target di ragazzi che sono coinvolti? I ragazzi coinvolti sono coloro che frequentano l'ultimo anno delle scuole superiori degli istituti del Veneto orientale e i ragazzi universitari di qualsiasi università italiana.